Ah, New Fapi camperisti una volta. Comunque Italia, oh, benvenuto nell'area camper bellissima, veramente bellissima, per carità, come tutte robe bellissime, te l'ho fatta vedere la verità, in parte è una strada, quindi te si delle macchine che passano, ma vabbè, chi se ne frega. Noi facciamo come i vlogger, eccetera, che riprendiamo solo la parte figa, come le piramidi egiziane insegnano, e nascondiamo la parte meno interessante. Comunque, bando alle ciance, questa è l'area camper di Lucignano, gratuita, con carico e scarico che non vedo e con corrente che vedo, colonnine da 4 kW e mezzo, però suddivisi per i camper, quindi insomma se arriva uno in più può succedere che la fa saltare a tutti, ok? Ma sì, è il carico no, il carico e scarico è là in fondo, c'è manco il carico, ok? È lì in fondo, perfetto. Gli ultimi attimi del camper di Francesco. Devo dire che in Toscana abbiamo trovato 4-5 tu, quindi sì dai, ci seguono un pochino anche dalla Toscana. Bello. Questo vento che continua a accompagnarci, Fresco, che non si molla più, sì, insomma ti fai anche mal di testa, tra scorrese del can e tra il vento veramente la testa. Aspetta perché io parlo sempre per me, però è bello quando si visita un posto, si assaggia una cosa, sentire anche il parere degli altri. Gentili gli altri, qual è il parere, no? Questa prima impressione che avete di quest'area camper, non del posto dove dobbiamo ancora visitare, dell'area camper. è un'area camper camperosa che si fa preferire ad altre perché comunque ti dà il minimo indispensabile, pure la corrente è gratuita e sei in mezzo agli ulivi, cosa vuoi di più dalla vista? Sì. Con vista a Borgo Medievale, Sì. E con vista a colline toscane. Sì, guarda le colline toscane. È una cosa importante, insomma, non dobbiamo farcela sfuggire, che comunque siamo sull'erba e insomma Esatto. dà quel certo fascino, no? Esatto, sì. Piacevole, Sì, piacevole. basta che non vengano le mucche a cagare dopo. Ah, vabbè, insomma. Cioè, Un'altra cosa, insomma, secondo me non da poco, è i bidoni, insomma, sono anche i bidoni. Eh sì, il camper fatto a maglia, cazzo, anche a mio pulmino fatto a maglia. Digli ciao anche agli amici tu della Toscana. Abbiamo trovato sì un bel po' di tu, parecchi sì dai. Certi li vedevi che guardavano e dicevano se quei punti nel mondo, però tipo erano un po' timidi, non si sono fatti avanti. Ricordevi sempre che non ve mangiamo? Peluche forse sì. Devi saltare addosso alla lei, la lei morde la Amy salta addosso alla lei, la lei salta addosso alla lei, si cappottano, Amy morde la lei e la lascia a terra, la mette a terra. Qui possiamo ammirare un sron come quello di Olfo. Appena fuori dall'area camper troverai già l'ingresso per il borgo di Lucignano. Cosa l'Alzheimer? Usa pallina, guarda pallina. Questi borghi toscani raggiungibili da queste stradine immerse negli ulivi toscani. Classico esempio di ulivo toscano. Guarda i piccioni toscani, Giacomo. Guarda, no, è aperto qua. Sì, è tutto aperto qua. Sì, è aperto. Diciamo che quel giorno ebbi quella leggera sensazione di essere entrato dentro qualche abitazione privata. Perché i borghi qua tutti strani, cioè entri da una parte e non ti sa dove che te finisce. Cioè, qua è un fiato di confusione. Questa è una rocca senese. Però non siamo in provincia di Siena, qua siamo ancora a Lucignano, che è provincia di Arezzo. Una delle cose tipiche di Arezzo, oltre ai suoi borghetti in pietra faccia vista, sono queste magnifiche fontane. Sti alberi tagliati in modo a dir poco strano e abbracci cauleracea, che sarebbe il cavolo ornamentale che è proprio brutto come a morte. Cioè, io se avessi ste piante qua in giardino gli darei il diserbo, cazzo, come fate una roba del genere? Pivelli, in termini di schiavismo il comune di Jasolo vi batte 10-1. All'ingresso del porto della città possiamo vedere tutta la gioventù che si racconta della vita che verrà. Domanda. Francesco non si sbadiglia in classe. Alla lavagna, cos'è? Un fuggitopo. una pianta. Ilex agrifolium, detto volgarmente agrifoglio.
una pianta. Allora sì, se posso dire la mia, Lucignano mi sa ancora più da borgo perché non c'è un'anima in giro. Di solito è proprio nei borghetti che non c'è un'anima in giro e te vedi Avezza dalla finestra che ti controlla. Quello è il vero borgo, quando Avezza fuori dalla finestra te controlla. Ma se è un borgo pieno di turisti, con tutta la gente che passa, manca Avezza che controlla, anche perché sennò poi rita sotto che stress controllare tutti. Senza ombra di dubbio è un bel borgo, è Lucignano, però devo dire sinceramente, spero di non essere frainteso, che è strano. Cioè, non mi pare toscano, insomma, molto bello, però strano, non mi dà quel senso di Toscana. Il bucato che sporge, quindi avvisa. Fantastico. Il vino è la poesia della terra. Ti ho sempre detto che singano le uno poetico. Ah! Tanta roba nera. Gne, 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 gne. Tra boschi, E Valli d'Or. valli d'oro. Borgo abbandonato, veramente. Fa un po' Venezia. Sì. Guarda che bei edere che io qua, mi fa un fiato di invidia perché mi piacerebbe vivere una bella edera così. Sì, e anche no, perché a me fastidio il discorso di edere, cioè di solito non sono uno invidioso, però a quei che hai edere grandi e il garage del camper, Francesco alle tue spalle, guarda, questa è la vera tipicità, non sto scherzando Francesco, apprezzala, guarda. Faccio anche una bella Sì, fotografia. fagli la foto, miriamo Francesco fa la foto alla tipicità. Ecco, abbiamo voluto condividere questo magico momento. Questo Borgo Italia sembra veramente piccolino, piccolissimo, visto dall'area camper, non che sia un difetto, una cosa dispregiativa, ma in realtà è veramente molto grande. È pieno di viette, da qua e da là, per tutti i cantoni. E la Madonna, ma proprio... Lì sta moda, questa pianta qua che è estremamente tipica, però Italia, perdonami, non mi ricordo cos'è. Non è una calatea, quella foglia che può sembrare uno spatifilum, ma non è uno spatifilum, e non so che pianta è. Oddio, qua cos'è? Ah, è la casa del gatto. E sento solo vento, e un giorno io verrò. E la Madonna, questa, ragazzi, è una vera chiesa ancestrale, vedi tu? Sì, la Madonna! Il fortino qua alla fortezza, piazza della Collegiata. Ma che è tutto così ancestrale, la Madonna che portò, ma se sarà perché i preti parla tanto dei pellegrini accoglienza e dopo i sera e spranga tutto che stega scheda me denti offerte e ti accoglie, altrimenti un borgo a dir poco abbandonato, non c'è nessuno. Wow, se io fossi un fotografo qui mi fermerei a fare una foto. Ma sei un fotografo? No, non sono un fotografo. Wow! No, ma guarda che bello, che colori, guarda che prospettive. Via, Singano va prima a vedere la chiesa, perché per quanto Singano sia un po' un magnapreti, comunque riconosce tutto l'impegno economico e artistico che è stato investito nelle costruzioni ecclesiastiche. Madonna, senti a sapore fin da vecchio, senti che roba sa polvere, bellissimo. Ah, che strano. Ma questa è antichissima, Giacomo, guarda i murales. Che bello. Si chiamano affreschi. Molto antica, ma la senti. Ma a me sono più una pantegana, perché i topi sono tipo così. Questa è una pantegana magari un po' più cucciola, ma ci sono tanti tipi di pantegane, più grandi, più piccole. Questo è più un ratto più che un topo. Siamo in piazza San Francesco. Un ratto morto. Sì, esatto, la piazza dove trovarono un ratto morto. Wow, ragazzi, ma mi piace tantissimo. Ma bello, mi piacciono questi borghi, non sto scherzando. Perché ricordiamocelo che Lucignano è Uno dei borghi più belli d'Italia. Tarararan. Tarararan. Sì, ma sono bravi anche a parcheggiare qua tutti storti così, ma che misteri. Diciamo anche che qua a Lucignano e Conine pa corrente non ne manca. Abbandonata direi. È sconsacrata. Non lo so perché È sicuro là è che aperta, vedi? è una chiesa? Ed è, sì. Perché dici?
perché c'è scritto Renaissance 1882. cioè in latino prioris elemosinis, prima dare l'elemosina. Il momento Italia è catartico, nel senso che ho cattato questo bellissimo punto panoramico dove fare andare la canzoncina. Guarda che bella anche la torre, quella in fondo, guarda, aspetta mi fermo un attimo con i memonai, ok, vedi? E quella che dice sopra i tetti come i gatti, fiori rosa, fiori di pesco, e questo è Francesco. Col culo fresco. No, è che Marco è scappato perché è di corsa, ma qua era un bel punto per fare la foto, guarda che bello. Nuova invenzione anti-tiraggio cani, vedi? Vai, dai, porta in giro Lemmy, vai. Ma te controlla il Green Pass, anche per montare su le impalcature, è possibile. Simpaticissima idea, prendiamo esempio. Perché non vuoi fare la merenda? Aspetta che c'è una fototrappola, vediamo se funziona. Vai. Boh, non sento niente. CP, fai l'animale più selvatico. Geniale. Porca miseria, uno che ha paura per fin bussare. Guarda che misteri. Guarda, è il PD, quello che scrivo sempre in chat agli amici. Anche il DC. Uzu. Che è successo, Emi? È andato Giacomo a prendere il gelato? Ah, è andato in un locale senza di te? È grave sta roba. Il primo ordinamento di Giacomo da solo. E paga anche come un grando. E dopo ogni tanto, a giorni alterni, gli tira fuori il taglierino e si fa dare l'incasso. Anche questo ragazzo potrebbe essere un bel parcheggio, ma te lo sconsiglio vivacemente. Parcheggia giù all'area camper. Sì, ma anche l'entrata è molto impegnativa nella curva col camper, lascia stare. No. Hai spaventato con quella cosa pelosa. Hai visto il cane? Senti il gatto, senti Emi, senti il gatto. Bene, diciamo che puntinamente parlando ti salutiamo perché siamo arrivati all'area camper. Ci vediamo, ciao, alla prossima! Forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. West wind move like a lover's soul upon the fields of barley. Feel her body rise when you kiss her mouth.